Politicamente oggi io non mi fido di Beppe Grillo, e Beppe Grillo ancora, in parte, fa da padre padrone, e io sotto Grillo non ci sto. Dice di non dimenticare quello che Grillo ha fatto per lui e per il paese, ma la premessa dell'ex volto forte dei 5 Stelle di Battista non cambia la sostanza di una dichiarazione roboante in un movimento che cerca la propria strada dopo defezioni importantissime, ma parole forti arrivano da tutti i fronti, ritorna sullo strappo con il PD Carlo Calenda che si rivolge direttamente a Letta: apriti cielo. Enrico, non raccontare balle, sapevi esattamente quello che sarebbe accaduto. L'hai saputo da sempre, te l'ho spiegato, ti ho incontrato giovedì e te l'ho detto e te l'ho ripetuto costantemente. Ne approfitta Matteo Renzi: i contatti con Calenda sono ormai quotidiani per quello che dovrebbe diventare il terzo polo, più pacifici, almeno al momento, i toni all'interno del centrodestra, con Forza Italia che aggiunge al simbolo la denominazione Partito Popolare Europeo, più che una dicitura un messaggio alle cancellerie europee in vista di un possibile governo Meloni. Il presidente Berlusconi ha deciso fortemente di inserire queste 3 parole nel simbolo, che hanno un significato politico importante, perché, ripeto, si tratta della nostra scelta europeista. Berlusconi che è tornato a parlare di rischio patrimoniale nel caso di ritorno della sinistra, ma su questo risponde il portavoce trevigiano di Sinistra Italiana Francesco Cancian: si tratta di tassare i patrimoni sopra il €1.000.000 per finanziare le politiche a favore dei giovani. Parliamo non di ricchi, ma di super ricchi che attraverso l'1% della tassazione di chi ha un patrimonio superiore a €1.000.000 pensiamo di rifinanziare i giovani. Certo. Tiene la palla al centro Raffaele Baratto, esponente di Coraggio Italia, la formazione di Brugnaro prossima all'alleanza con l'UDC. Nessuna patrimoniale, dice Baratto, piuttosto occorre puntare su una riforma fiscale organica. Anche sulla questione della tassazione. E io credo che questo sia un paese da riformare per la questione fiscale. Si è provato anche nell'ultima delega che si è fatto sul delega fiscale, ma non ci siamo riusciti, qualcosa si è portato a casa, ma davvero c'è da intervenire. Tattica e programmi quando mancano 5 giorni alla presentazione dei simboli delle liste, con un quadro mai così fluido.